prima. Allora siamo al momento dell'approfondimento del nostro telegiornale. In assenza di una legge nazionale che regoli e tuteli i rapporti di convivenza tra due persone, scendono in campo i notai. Sabato 30 in tutti i consigli notarili d'Italia l'iniziativa Contratti di convivenza Open Day. Presidente notarile di Napoli, Pronunziata e Nola, Antonio Areniello, spieghiamo questa iniziativa. Sabato perché bisogna esserci per capire di più. Manca una legge e dunque scendono in campo i notai. Sì. Sabato è una giornata che abbiamo definito Open Day, tutti i consigli notarili d'Italia e quindi anche Napoli resteranno aperti per l'intera giornata per offrire consulenza gratuita sui contratti, quindi sugli accordi patrimoniali di convivenza. La convivenza intesa come un rapporto fondato su una unione stabile, affettiva, ma non da un legame matrimoniale per una scelta, ovvero perché è preclusa la possibilità. Quindi l'esigenza di disciplinare aspetti patrimoniali della convivenza senza entrare in opzioni di natura ideologica e culturale, ma soffermandoci sul profilo patrimoniale. Ecco, praticamente due persone convivono da un certo numero di anni, nessuno poteva stabilire con certezza quale fosse la sezione patrimoniale nel caso in cui poi ci si lascia. Ecco. Quindi è una tutela, diciamo, per le persone. Il termine che ha usato lei è pienamente significativo, cioè una tutela, e del resto rientra nelle caratteristiche della nostra professione, quello di offrire degli strumenti che tutelino degli aspetti patrimoniali. Penso alla regolamentazione degli aspetti relativi all'abitazione, sia essa in proprietà che in fitto, alla ripartizione delle spese comuni, alla partecipazione delle stesse, alla designazione di un amministratore di sostegno per un'ipotesi di incapacità anche temporanea del convivente, fino a giungere anche alla disposizione testamentaria, per la quale è possibile, pur nel rispetto dei diritti successori e quindi del solco dell'ordinamento vigente, beneficiare il convivente. Ecco, stiamo vedendo le immagini della presentazione di oggi di questa iniziativa che diamo anche una location, una notizia. Sì. Sabato 30 presso il Consiglio Notarile alla via Chiaia 142, angolo via Filangieri. A Napoli. A Napoli, sì. Ovviamente avverrà dovunque. Per chiudere, perché tutti sono interessati a questo? Perché finora c'era un vuoto naturalmente, cioè voi avete preso questa iniziativa nazionale per dire il vuoto può essere colmato, legge alla mano, perché i notai possono appunto sostenere questa cosa. L'iniziativa sottolinea la valenza sociale della funzione notarile e quindi la necessità di dare delle risposte relative ai rapporti di convivenza che sono comunque portatori di valori quali l'assistenza, il sostegno, la solidarietà, che sono valori di carattere costituzionale e soprattutto la testimonianza della vicinanza della professione notarile alle istanze della società. Per chiudere mi permetto di dire anche una tutela per i figli che nascono da queste unioni. Certamente, la disciplina sempre nel solco dell'ordinamento vigente, qualora il convivente abbia a sua volta dei figli, rientra in una tutela di carattere più generale e voglio aggiungerle un'ultima notazione. È una risposta anche a un'esigenza sempre più crescente, perché le convivenze in Italia dal 2007 al 2011 sono raddoppiate, cioè da 500.000 sono diventate 1 milione e quindi è un fenomeno sociale di assoluta rilevanza. Forse complice anche la crisi. Grazie al notaio Areniello, buon lavoro per l'Open Day. Il calcio, la stagione del Napoli è già ad un bivio, rischia di diventare ampio il distacco dalla Juve, appesa al filo di un'impresa la qualificazione.